Passerelle in legno, un tramonto sul mare e un percorso unico in mezzo alla natura. Il tutto a pochi chilometri da uno dei borghi più famosi del Veneto. Oggi una penna in valigia vi porta alla scoperta del Giardino Botanico di Porto Caleri. Ma visto che vogliamo goderci questo posto con il tramonto, prima facciamo tappa a Chioggia, uno splendido borgo tra la laguna veneta e il mare Adriatico. Appena attraversato questo ponte ci sentiamo subito come a Venezia e in effetti il centro storico di questa cittadina è formato da isolette collegate da ponti, proprio come nella città della Serenissima. Passeggiando tra le sue vie arriviamo fino a Ponte Vigo, il ponte più famoso di Chioggia. E da qui potete avere una vista strepitosa sulla laguna, ma anche sull'interno della città. Questi scorci ricordano tantissimo Venezia e a proposito di Venezia, anche qui in piazza troviamo il leone, anche se in versione più ridotta. Su questa torre invece c'è l'orologio medievale più antico del mondo, ancora funzionante. E lungo il viale possiamo ammirare anche palazzi come questi. Ma ora ci trasferiamo a Rosolina Mare, dove ci aspetta la nostra escursione a caccia di tramonti. La nostra destinazione finale è il Giardino Botanico di Porto Caleri, che raggiungiamo in circa mezz'oretta. E se ve lo state chiedendo, sì, c'è anche un parcheggio. Eccoci ragazzi, arrivati a Porto Caleri e adesso stiamo andando a vedere il tramonto da un posto davvero particolare. Per poter raggiungere le passerelle in legno superiamo questa sbarra e continuiamo a camminare fino all'ingresso del Giardino Botanico. In questa stagione 2 dei suoi percorsi sono chiusi, ma noi ci dirigiamo verso destra in direzione mare, un percorso che troviamo aperto tutto l'anno. E tra l'altro per accedervi non vi servirà nemmeno pagare il biglietto. Continuiamo a seguire questo sentiero sterrato quasi totalmente pianeggiante e immerso nella natura. E in circa 10 minuti riusciamo a raggiungere le famose passerelle in legno. Il sole non è ancora sceso del tutto, quindi siamo ancora in tempo per poterci godere lo spettacolo del tramonto. E infatti eccoci qui al punto più famoso. Camminare su questa passerella sull'acqua è quasi surreale. Peccato per la troppa gente, ma d'altronde dovevamo aspettarcelo perché era domenica. Se ne avete la possibilità, quindi vi consiglio di venire infrasettimana per trovare poca gente ed avere quell'atmosfera molto più romantica. Perché ammettiamolo, gli ingredienti qui ci sono tutti. Continuiamo poi la nostra passeggiata con un percorso ad anello che ci riporta al parcheggio. Un ultimo consiglio: portatevi scarpe comode perché troverete tanta sabbia. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like e iscriviti al canale YouTube per scoprire nuove destinazioni di viaggio.